E me loga sua parti ai monta. Allora, qui si mette in Savola, che ci puoi dire a Tondera e ciò che è stuso? A Tondera permette di alleviare un po' i pecore, tu sul caldo, tutta nasolana, che c'è masolana, ci permette di ritrovarci tutti insieme, di passare una bella stonda e con tutti gli amici che vengono a darci un colpo in mano. E a Tondera interviene quando? In un circolo di vita pastorale? Non sono montagnere a Tondimo, quelli che partono in montagna in furia, tornano i primi, cominciano a 20 aprile. E quelli con montagneggi hanno mica come me, Tondimo come oggi, il 28 di maggio. Bella strada pericolosa, uno musolo, tanto monte di riposa, salutemi lo pastori, Italia vintosa, salutemi lo pastori, Italia vintosa. Ah, tranquille, hein? Ora, ti pare importante a te di va a Tondera ma all'antica in cui vorbici? È importante, Perché per te? la tonderia ai forbici è originale di tutti gli annati. Tu vai sempre? Sinche pus, sinche pus. Perché Antonio, ogni ma fini di Tondera, chi si passa ora? E beh, ora mi fa benedizione di pico. E a pregantola ci puoi dire, prima di vai? Mica sana, normalmente ogni pastore dice la sua pregata. Ma comincia sempre così, pecora bianca, pecora nera, porti la mano di ogni asilo, pasciti l'erba buona, lasciate al gattio, crescite pecore in pastore e empite a terra in devo passetti, e poi dopo ne resta una ma mi tengo per me. Ecco. Fuori dell'uso tradizionale di mantenere questa tradizione, di alleviare i pecori, che permette a Tondera tra pastori e tra amici? Beh, ci ritroviamo tutti, un momento di spartire, soprattutto un momento di spartire. Ti piace? Sei contento di attuare? E siamo contenti, c'è stato un mondo, siamo proprio contenti. Monti alla